E di Antonella Alfano il corpo completamente carbonizzato ritrovato nella tarda mattina di oggi all'interno di una Fiat 600. La donna di 34 anni era residente al villaggio Mosè. La certezza ufficiale dell'identità del cadavere è arrivata solo nel primo pomeriggio, anche se il nome di Antonella Alfano circolava già da questa mattina, dato che a lei era intestata l'auto. Gli inquirenti non hanno voluto sbottonarsi sull'identità del cadavere prima di avere la certezza data dall'esame del DNA. L'auto è stata ritrovata intorno alle 12:30 quando un passante si è accorto delle fiamme ed ha lanciato l'allarme. I carabinieri e gli uomini della polizia sono giunti prontamente sul posto insieme ai vigili del fuoco che hanno spento l'incendio. Solo quando hanno avuto la meglio sulle fiamme si sono accorti che dentro l'auto c'era il corpo di una donna, ormai completamente carbonizzato ed irriconoscibile. Il giallo però è durato solo poche ore. Intanto proseguono le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Agrigento per accertare la dinamica dell'accaduto. L'ipotesi privilegiata è quella dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, le tracce lasciate dall'auto sul terreno fanno presumere che la donna alla guida sia finita nel boschetto dopo aver perso il controllo della vettura, finendo fuori strada lungo un pendio ed ha terminato la sua corsa contro un albero. Proprio il violento impatto ha innescato l'incendio. Il fatto sarebbe avvenuto la notte scorsa, ma solo stamani un passante si è accorto di tutto. La donna lascia una bambina di 10 mesi.